Conto alla rovescia che è arrivato a 0 per la quarta corsa, la prova dedicata ai puledri, il Criterium Arcoveggio Memorial Emilio Fregni. Una prova per 7 cavalli di 2 anni. Il numero 1 Dani Antonio Di Nardo, 3 Dina Vald Giampaolo Mennucci, 4 Danza dei Venti Carmine Piscuoglio, 5 Dani Matic Cesare Ferranti, 6 Divina B Maurizio Biosuzzi, in seconda fila 7 Dotera S Max Castaldo, 8 Dawson dei Greppi Marco Stefani. Allenamento che va a completarsi già lungo la curva di sinistra, sono tutti bene a rete i puledri. Start che prende velocità, vedremo chi prenderà la testa. Problemi per Dani che galoppa anche Dani Matic. E allora è veloce Dina Vald che mantiene l'iniziativa nei confronti di Danza dei Venti. Ancora Daughter AS, quindi Dawson dei Greppi alla retroguardia Divina B. Dina Vald in vantaggio nei confronti di Danza dei Venti, Daughter AS, Dawson dei Greppi e Divina B, con due delle favorite fuori corsa, 14-8 per i primi 200 metri iniziali. In vantaggio Dina Vald, estrema outsider della contesa che comanda il gruppo, 34 per i primi 400 metri di corsa. Viene al largo Dotera S in anticipo sulle mosse di Divina B. Dina Vald continua da battistrada nei confronti di Danza dei Venti, Dotera S al largo, Divina B in pariglia. Alla retroguardia lungo i birilli c'è Dawson dei Greppi, mentre cerca di ricongiungersi dopo l'errore Dani. Davanti alle tribune Dina Vald in vantaggio con a destra Daughter AS, quindi ancora Danza dei Venti con al largo Divina B, Dawson dei Greppi, Dani. 1-2 per la metà gara, con sempre Dina Vald ad amministrare le operazioni. Dotera S che al chilometro in 1.17.6 inizia a far sul serio e copre completamente la rivale, si trascina sempre Divina B, lungo i birilli Danza dei Venti, perde qualcosina invece Dawson dei Greppi, attacco deciso da parte di Dotera S che passa a palo lontano nei confronti di Dina Vald, Divina B che cerca di inseguire la fuggitiva, 1.32.3 per i 1200 metri di corsa. Dotera S ha un paio di lunghezze nei confronti di Divina B che sta sopravanzando Dina Vald. Ancora Danza dei Venti, la piegata passata in 15 da Dotera S che in chiara evidenza nei confronti di Divina B e di Danza dei Venti. Dotera S che nel finale completa facile vincitrice, mentre al secondo posto sprinta bene Danza dei Venti a precedere Divina B. 2-2-6 il totale, 1-16-3 il ragguaglio cronometrico per il successo di Daughter AS. Massimiliano Castaldo per Tiberio Cecere, l'Ecurie Carsco alla proprietà di questa figlia di Father Patrick e Highland Image, che fa 3-3, 3 vittorie in 3 uscite in carriera. Vince il Criterium Arcoveggio e si mantiene imbattuta in percorso esterno, batte nettamente Dina Vald e nel finale deve solo controllare al secondo posto la sempre positiva Danza dei Venti, al terzo Divina B.